Buon pomeriggio da Geri De Rosa, l'inquadratura per l'arbitro figlio d'arte Luca Pairetto, 28 anni, alla sua prima stagione in Serie B, arbitro di questo Vicenza Grosseto. C'era qualche dubbio all'inizio, uno riguardava il Vicenza con Malongà è in campo, comincerà dal primo minuto, qui invece Checco Moriero che recupera Nando Sforzini. Guardiamo le formazioni delle squadre in campo con il Vicenza con Pinsoglio, Camisa, Pisano e Gianni, poi Mustacchio, Padalino, Castiglia, Semioli e Di Matteo, Malongà e Plasmati per i due dell'attacco. Dall'altra parte Bremek, Donati, Iorio, Padella e Calderoni, poi Obodo del Vecchio con Foglio, Lupoli e Quadrini a supportare Ferdinando Sforzini. Fra poco si comincia, prima però c'è un minuto di silenzio in memoria di Franco Luison, deceduto in settimana a 78 anni, storico portiere del Lanerossi Vicenza dal 53 al 69. Gli applausi del pubblico del Menti per questo storico portiere del Vicenza dal 53 al 69, solo una pausa dal 59 al 61 quando giocò con Triestino e Rimini, 2 volte vincitore del torneo di Viareggio, 192 presenze con il Vicenza, quasi tutte in Serie A. C'è qui chi si ricorda anche una sua storica parata sulla linea in rovesciata nel 1968 contro il Torino. La Serie B ha dunque onorato la memoria di Franco Luison. Tutto pronto per cominciare, dunque le scelte degli allenatori. Breda manda Pinardi in panchina, recupera Malongà, ieri ha detto non ha tutta la partita, non ha 90 minuti nelle gambe, il capocannoniere del campionato. Si poteva presupporre anche una partenza dalla panchina, invece gioca con Plasmati, c'è Semioli in campo, c'è Mustacchio, non c'è Gavazzi per il Vicenza che era uno dei giocatori più in forma. 2 partite ravvicinate hanno portato Breda a scegliere di non convocarlo nemmeno per un affaticamento muscolare. Confermata la difesa davanti a Pinsoglio, Camisa, Pisano e Gianni che ha fatto così bene nell'ultima giornata a Sassuolo. Il Vicenza è l'unica squadra finora che ha tolto punti al Sassuolo. Dall'altra parte assenze pesanti in difesa, Olivi, a centrocampo Jadid, allora schierato Kenneth Obodo insieme a Gennaro Del Vecchio, con invece Iorio in difesa a sostituire il capitano del Grosseto. Iorio insieme a Padella al centro della difesa, poi Calderoni a sinistra preferito al giocatore del Camerun Som. Davanti rientra Sforzini che si è fratturato in maniera anche piuttosto seria il naso una settimana fa, non ha giocato l'ultima partita, in campo con una vistosa maschera protettiva, dietro di lui Foglio, Lupoli e Quadrini a supportarlo. Il Grosseto ha totalizzato finora 7 punti, ha dunque già dalla quinta giornata tolto il meno in classifica, quel fastidioso meno, recuperando il -6 a quota 1 punto, quindi ultima in classifica, ma in realtà sarebbe 1 punto avanti al Vicenza che ne ha totalizzati 6. Questo a testimoniare l'equilibrio che ci attende in questa partita che è appena cominciata. Come detto, l'arbitro è Luca Pairetto, figlio d'arte, ricorderete Pierluigi, ex arbitro internazionale e designatore degli arbitri. La prima azione è tentata da Luca Di Matteo che non può controllare questo pallone, allora rimessa è per il Grosseto di Francesco Moriero. Ecco Sforzini, è uno degli ex di questa partita, stagione 2007-2008, faceva di fatto il cambio di Stefan Schwocke. Subito comincia la partita con un colpo al naso per il povero Sforzini, non tanto fortunato in questo caso, ma si è appena toccato la parte dolente, si sta sistemando adesso la maschera e sembra in grado di proseguire. È chiaro che soprattutto per un giocatore con le sue caratteristiche la maschera è molto fastidiosa. Il lancio proprio a cercare Sforzini in contatto con Pisano che lo sposta con mestiere, poi Camisa a toccare, prova a controllare Di Matteo, campo molto viscido, piove ormai seppur in maniera non insistente però da più di 3 ore sul Veneto. Quadrini, prima azione del Grosseto, palla per Sforzini, provano a combinare i due, finisce a terra Quadrini, ma intanto è intervenuto Castiglia che ha potuto allontanare. Ecco la palla per Marco Calderoni,
prova l'anticipo Padalino e lo trova, riesce a strappare palla all'avversario e può ripartire il Vicenza. Non riesce a controllare Malonga. Ora prova a organizzare Kenneth Obodo. I giocatori stanno un po' abituando alle condizioni del terreno che è molto viscido. Donati, tocco impreciso, può scattare Malonga. Attenzione, spazio per lui, vorrebbe caricare il destro, la palla rimane un po' dietro. Poi il tocco per Plasmati, il cross in mezzo intercettato da Calderoni che riesce anche a evitare il calcio d'angolo. E poi allontana, l'ultimo tocco è di Plasmati, la rimessa è per il Grosseto. Plasmati che non è riuscito a controllare bene il pallone, ha perso un po' l'abbrivio per il contropiede di inquadratura, avete visto, per l'allenatore del Vicenza Breda. Due squadre che hanno approfittato di quella finestra di mercato che si è aperta per Vicenza, Grosseto ma anche Lecce, per tutte quelle squadre che hanno saputo in quale categoria avrebbero giocato solo pochi giorni prima dell'inizio, e proprio in queste finestre di mercato di fatto Vicenza e Grosseto hanno fatto la squadra. Questo per dimostrare che entrambe stanno trovando la giusta struttura a lavoro ormai già in corso, a campionato iniziato, anche se l'inizio tutto sommato non è assolutamente da buttare, sicuramente per entrambi migliore di quello della scorsa stagione. Di Matteo, palla per Semioli, ecco uno dei nuovi arrivati, pallonetto per Malonga che prende bene il tempo, la difesa avversaria non trova lo specchio della porta. Prima buona iniziativa del Vicenza, l'inquadratura per Dominique Malonga, l'ex giocatore del Cesena che ha cominciato alla grande questo campionato, già 5 gol per lui che ha saltato la prima partita, quindi 5 gol di fatto in 5 partite, ha segnato nelle prime 4 che ha giocato, l'unica ovviamente senza gol è stato lo 0-0 di Modena contro il Sassuolo. Quadrini, Obodo, buona palla per Sforzini, 1 contro 1 con Pisano, va subito alla conclusione Sforzini, in ritardo Lupoli, ora può recuperare e allontanare Mustacchio. Pesante l'assenza di Davide Gavazzi, però Breda ha voluto preservare proprio vista l'importanza di questo giocatore. Ricomincia il Grosseto con Calderoni e poi Del Vecchio, ancora Calderoni, Del Vecchio, chiamato in avanti Iorio, poi Quadrini che prova a girarsi, trova Sforzini, viene messo giù, calcio di punizione per il Grosseto. Entrata decisa da parte di Gianni. Come vedete, un altro minuto di silenzio, c'è anche il lutto al braccio per il Vicenza. Lo ripetiamo per ricordare la figura di Franco Luison, storico portiere dopoguerra qui a Vicenza, deceduto in settimana. La battuta a cercare proprio Sforzini, ma prima di lui arriva il colpo di testa da parte di Padella, poteva diventare pericoloso perché il terreno è viscido, attento Pinsoglio, piazzato bene, recupera la posizione il centrale difensivo di Moriero. Avesse trovato l'angolo sarebbero stati problemi per la difesa del Vicenza. Malonga, Castiglia, sale Pisano, e lui ha avuto una settimana non semplice per una botta alla caviglia rimediata in allenamento, ma è a disposizione, perde palla alla fine Semioli, devono ripartire Obodo, Del Vecchio, Padella che comincia da Calderoni, ancora Del Vecchio, esperto giocatore con passato anche in Serie A, soprattutto con la maglia del Catania ma non solo, lo scorso a Lecce. Donati, ancora Del Vecchio, c'è lo scatto di Lupoli che è finito il fuorigioco, ora la palla è corta per Quadrini, ancora scatto di Lupoli, a destra si prova a liberare Sforzini, non c'è modo di servirli, si torna da Obodo. Donati, ancora Kenneth Obodo, Del Vecchio che prova a cambiare gioco, capisce tutto e interviene Mustacchio, però non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale per il Grosseto. Ora Calderoni, 5 partite su questo campo fra Vicenza e Grosseto, le ultime 2 le ha vinte la squadra maremmana, sempre per 1-0. Tra queste 5 c'è anche un 5-0 pesante che Vicenza inflisse
agli avversari. Stagione 2008-2009, sconfitta di Bjelanovic, poi anche di Sgrigna, Raimondi e Bernardini. Sta a vedere Castiglia, che è il regista di questa squadra, giovane giocatore di scuola juventina. Pisano riesce a controllare Mustacchio, c'è lo scatto di Padalino, Mustacchio mette dentro basso, prova a girarsi Plasmati che anticipa Padella, e Padella è bravo a frapporsi fra avversario e pallone, a far rotolare la palla fuori. Poi resta a terra Padella, questa è l'inquadratura per Plasmati, sembra che sia scivolato sul terreno, mi sembra di aver visto un contatto fra Plasmati e Padella. Ora Peretto chiama lo staff sanitario del Grosseto. Ripeto, il terreno è molto scivoloso, Padella ha fatto un'improvvisa frenata e mi è sembrato quello il motivo della caduta. Ora a terra Emanuele Padella, andiamo a rivedere quanto è successo. Invece forse c'è un contatto, Plasmati che va a pestare il piede dell'avversario, anche se poi Padella si tocca la testa. Ora a terra Emanuele Padella, romano, 24enne, ha preso una botta in testa, vedete, si rialza con del ghiaccio sul punto da cui ha colpito il colpo. Forse Plasmati nel tentativo di saltarlo l'ha colpito involontariamente. E qui Francesco Moriero, l'anno scorso a Lugano, secondo passaggio sulla panchina maremmana per l'ex giocatore di Inter e Roma. Lancio un po' corto, colpo di testa da parte di Padalino, allora ricomincia da Bremek il Grosseto. Ancora rilancio corto, controlla Castiglia direttamente su Semioli. Sovrapposizione di Di Matteo, Semioli si accentra, va a cercare subito Plasmati che protegge palla, poi Malongà, contatto con Iorio, si prosegue a protegge la palla Obodo. Donati, anzi si tratta di Iorio. Colpo di testa di Sforzini, poi Pisano da allontanare, Castiglia prova a mettere un po' d'ordine, trova Semioli con un po' di spazio, lo aspetta Iorio, arriva Di Matteo in sovrapposizione, le finte di Di Matteo che prova ad andare sul fondo, buona iniziativa di Di Matteo, Calderoni a coprire bene, ancora Castiglia, prova a insistere in Vicenza, Semioli, e lui andare sul fondo adesso su 1 contro 1, fuori per Castiglia. C'è anche Padalino al limite dell'area, infoltire il reparto offensivo di Vicenza. Semioli prova a liberarsi per il tiro, poi il tocco leggermente arretrato per Padalino che recupera palla, contatto con Lupoli, calcio di punizione per il Vicenza già battuto. Di Matteo molto attivo in questo inizio di partita, Padalino si sposta a sinistra, va al cross dalla tre quarti, invece Di Matteo prova a coordinarsi Plasmati, Calderoni con un po' di astuzia lo tocca al momento dello stacco, lo sbilancia, poi può allontanare la difesa del Grosseto. Rimessa laterale del Vicenza, si avvicina a Padalino, pallone lungo, poi testa ancora di Calderoni. Del Vecchio cambia gioco, prova ad arrivarci e ci arriva Semioli, ma non riesce a impadronirsi del pallone. Allora Donati per Iorio, ricomincia da Calderoni, palla bassa per Lupoli che prova ad accorciare, poi il tocco ancora all'indietro, nuovamente Calderoni, Del Vecchio, Iorio prova a spingersi davanti, Donati si propone la palla in profondità per Quadrini che cerca di accentrarsi, controllo impreciso, poi l'entrata in scivolata di Quadrini che trova il pallone, nel secondo Peretto che era vicinissimo, Del Vecchio, pallone verso Lupoli, prova a agganciare una palla complicata, terreno viscido, messa dal fondo per il Vicenza. Peretto poi va a parlare con Semioli che si era lamentato per l'intervento precedente di Quadrini, inquadratura per Arturo Lupoli, suo il gol del 2-2 nell'ultima partita casalinga del Grosseto contro la Juve Stabia. Rinvio di Carlo Pinsoglio, stacco di Plasmati che riesce a prolungare, Padalino mette giù, Castiglia, Mustacchio con l'esterno, Plasmati voleva la palla nel breve, invece questo era un suggerimento in profondità, non si sono intesi i due.
Allora, Nicolas Bremek, il portiere nato a Barcellona, Spagna, ma con passaporto uruguaiano perché si è trasferito in Uruguay più di 10 anni fa, ormai da diverso tempo in Italia, nelle ultime stagioni molto bene a Taranto, in Lega Pro, con Davide Dionigi in panchina. Donati, 1 contro 1 su Di Matteo, poi Quadrini, c'è Lupoli al limite dell'area, prova a girarsi, Lupoli va subito alla conclusione, tiro centrale, nessun problema per Pinsoglio. La Quadrini da una parte e Lupoli dall'altra stanno facendo molto movimento alle spalle di Sforzini. Sono allo scatto di Mustacchio, non si fa prendere in velocità Calderoni, anzi si tratta di Foglio. Ora può ricominciare il Grosseto con Quadrini, Del Vecchio, va a scattare a sinistra Foglio, lo segue Mustacchio, allora a destra c'è Donati. Movimento di Lupoli che parte in posizione regolare, prova a raggiungere il pallone, riesce a tenerlo in campo, c'è una deviazione ma Pisano riesce a evitare il calcio d'angolo e può uscire, palla al piede, va a salire il capitano del Vicenza, trova Padalino con un po' di spazio, scatto di Malongà, difficile servirlo, allora con calma Mustacchio, Castiglia, si avvicina a Plasmati, poi si allontana. Allora Di Matteo comincia da sinistra, palla per Semioli, lo scatto di Di Matteo che prova a portare via l'uomo, in realtà resta lì anche Di Matteo, Semioli riparte da Castiglia, Padalino per far girare palla al Vicenza. Mustacchio, Camisa, apertura dell'ex difensore del Varese, corta, la intuisce Quadrini, può ricominciare Angelo Iorio, pallone deviato da Semioli, conquistato adesso da Di Matteo. Castiglia, Malongà, si gira subito, Malongà prova a prendere velocità, Malongà va alla conclusione e c'è la grande parata di Bremek e poi si arrabbia un po' con i suoi difensori che hanno fatto arrivare troppo facilmente Malongà in zona tiro. Si è superato Nicolas Bremek per salvare questa conclusione di Dominique Malongà. Calcio d'angolo per il Vicenza, già battuto. Di Matteo, Semioli, inserimento di Castiglia al limite dell'area, alza subito la testa, pallone basso, lo controlla Malongà che prova a girarsi, ma lo fa utilizzando una mano, questa è l'indicazione, l'arbitro Pairetto che ferma il gioco. Calcio di punizione per il Grosseto, lo batterà Nicolas Bremek, grande protagonista insieme a Malongà dell'azione precedente. Questa l'azione di Malongà che sembra per la verità stoppare con la coscia. Si è sorpreso un po' dalla prospettiva l'arbitro piemontese. C'è posizione che Bremek ha dovuto battere una seconda volta. Ecco Padella. E comunque Malongà ha dato già l'ampia dimostrazione delle sue grandi qualità, appena avuto un minimo di spazio si è subito reso pericoloso. Lontana Gianni che però non riesce a tenere il pallone in gioco. La sua Warri, la città originaria degli Obodo in Nigeria, e poi fortunatamente rilasciato. Ebbene, Kenneth in quel periodo fungeva la portavoce della famiglia nei confronti anche dei media internazionali. Attenzione a Lupoli, palla un po' arretrata per Sforzini, riesce a recuperare Mustacchio, poi Padalino si libera di Del Vecchio con l'esterno a cercare Plasmati, riesce a evitare l'anticipo di Calderoni, poi Padalino, ma c'è stato fallo su Plasmati. Ora calcio di punizione per il Vicenza, spinta subita dall'ex giocatore di Varese Nocerina, che è riuscito molto bene a evitare l'anticipo da parte del difensore. Gianni, lo scatto di Di Matteo, lo vede Semioli, vorrebbe servirlo, però Grosseto è riuscito a coprire bene. Ora Gianni alza la testa, a cercare ancora la testa di Plasmati che prova a prolungare un po' la cieca verso Mustacchio, in vantaggio Foglio, 2 volte di testa l'ex Albino Leffe, poi Lupoli che prova ad andare via in palleggio, rientra Padalino su di lui. Calcio di punizione per il Vicenza, forse un fallo di mano da parte di Lupoli.
che non è per niente d'accordo. Andiamo a vedere qua nel contrasto con Padalino, forse la palla finisce sulla spalla di Lupoli, ma anche in questo caso si poteva lasciare andare. E poi termina sul fondo l'iniziativa del Vicenza. Cercato Sforzini che manca l'aggancio, giocatore fondamentale per l'assetto tattico di Moriero. Sforzini ha voluto esserci, aver saltato la partita, del resto la botta subita a Pescara contro Lanciano è stata pesante, la scomposta del setto nasale, anche qualche punto di sutura per lui. Castiglia, Padalino, Mustacchio, comincia da Camisa, attenzione Castiglia che è in difficoltà, riesce in qualche modo a toccare a Gianni che va di prima verso Padalino che ha un buon controllo, poi finisce a terra ma non c'è fallo secondo Pairetto. Ricomincia Camisa, prova il numero Mustacchio, non gli riesce, può ripartire il Grosseto con Foglio che va via sullo stretto, un paio di avversari, poi viene messo giù e c'è l'ammonizione prima della partita per Luca Castiglia. Andiamo a rivedere, buon lavoro di Valerio Foglio, messo giù da Castiglia, la munizione ci stava e come. Le proteste del Vicenza e dei suoi tifosi sono relative a quanto non fischiato in precedenza su Padalino. C'è Del Vecchio sul punto di battuta, si propone largo a destra a Donati, la palla è per lui, si avvicina a Quadrini, però l'inserimento Del Vecchio, allarga Donati, lo vede l'ex leccese, il pallone è impreciso, c'è l'intervento da parte di Di Matteo che però mette in fallo laterale. Obodo, spinto il suo tentativo di cross da Castiglia, ora ancora rimessa laterale per il Grosseto quando siamo ormai al 20° minuto del primo tempo. Donati con la palla fra le mani, movimento da parte di Quadrini, movimento di Lupoli che si avvicina, riceve, lo attacca alle spalle di Matteo, riesce in qualche modo a permettere a Semioli di conquistare il pallone, poi allontana Gianni, Malongà, protezione della palla, riesce a evitare che la palla finisca fuori, ma poi raddoppiato da Iorio. Donati perde palla. Del Vecchio, Calderoni, Quadrini cerca di far filtrare il pallone, in qualche modo la palla arriva a Foglio che prova ad andare via sulla sinistra, bravo Mustacchio a guadagnare questa rimessa laterale. Subito la rimessa per Camisa, è finta al rilancio, vuole ricominciare con più calma. Resta alto Quadrini, allora costringe Camisa al rilancio. Adesso la testa di Plasmati è un po' solo, in questo momento può fare poco se non deviare di testa in una zona presidiata dal giocatore del Grosseto. Obodo, Donati, capisce tutto Semioli che può partire. Buon inizio di partita di Franco Semioli, giocatore vissuto una carriera davvero notevole, anche 3 presenze in nazionale per lui, che è fermo da tanto, è stato fermo metà praticamente della scorsa stagione, è arrivato a Vicenza nella finestra di mercato, è chiaro che deve poco a poco mettersi in forma, ma a giudicare questi primi minuti il percorso è già a buon punto. Cercato da Di Matteo, rimessa laterale per il Vicenza, dovrebbe eseguire la svelta. Di Matteo trova ancora Semioli, Lupoli un po' pigro questa volta, lascia andare via Di Matteo, pallone in mezzo, anzi arretrato, Padalino in ritardo, controlla Quadrini, riparte Gennaro Del Vecchio, Sforzini prova a far salire la sua squadra, circondato da 3 giocatori del Vicenza, perde palla, Malongà, attenzione, entra in velocità Malongà, fermato bene da Iorio, da Obodo a Quadrini, Calderoni, Sforzini, ancora Calderoni, cerca Sforzini con il suo passaggio respinto, allora subentra ancora Quadrini, attenzione che punta l'area, intervento con i tempi giusti di Pisano, può ripartire Padalino,
cerca il contropiede il Vicenza, ma c'è chiara inferiorità numerica per Simioli e compagni. Simioli aspetta l'arrivo di Di Matteo, poi va verso Malonga, ha piazzato bene Iorio, attenzione il rilancio non è preciso, prova a intervenire Padalino, bene Obodo, ancora Padalino, Mustacchio, Castiglia, può avanzare, poi Semioli, ancora Mustacchio, alza la testa, cerca la testa di Plasmati, pallone molto alto, lo può mettere giù con calma Donati. La lotta fra Pisano e Sforzini, pallone raggiungibile per entrambi, alle loro spalle c'è Gianni, poi Camisa, comincia Luca Castiglia, adesso Mattia Mustacchio, si avvicina a Semioli, sta svariando un po' su tutto il fronte offensivo della squadra di Breda. Padalino, ancora Camisa, pallone verso Plasmati che di prima coinvolge nuovamente Castiglia. Padalino, si ricomincia da Camisa, ancora Padalino, si avvicina Malonga, la finta, cercare l'1-2 con Plasmati che è in ritardo, può allontanare Iorio, attenzione c'è spazio per Lupoli, contropiede del Grosseto, non è piazzato benissimo il Vicenza, Lupoli può attaccare 1 contro 1, Gianni che lo mette giù e arriva il cartellino giallo anche per il difensore del Vicenza, costretto a fermare con le cattive Lupoli che gli aveva preso il tempo, secondo ammonito per il Vicenza dopo Castiglia, inevitabile il fallo di Gianni dopo il buon movimento di Arturo Lupoli. Il calcio di punizione è una posizione interessante per il Grosseto, se ne va Sforzini, se ne va anche Del Vecchio. Pinsoglio sistema la propria barriera che dovrà arretrare di almeno 2 o 3 metri e Foglio sul punto di battuta anzittata di Quadrini sul punto di battuta col destro, potrebbe andare sul palo coperto dalla barriera, c'è Lupoli infatti a oscurare la visuale proprio in quel punto a Pinsoglio, battuta in quella direzione ma troppo alta per Daniele Quadrini. Nessun problema per Carlo Pinsoglio, ha cercato un'esecuzione complicata Quadrini, non trovandola per almeno 3 metri se non di più. Qui testa di Obodo, Castiglia, non è per Di Matteo che riesce a tenerlo in campo, poi va via Lupoli, ammonizione anche per Lupoli e poi Di Matteo e Lupoli che hanno qualche problema. Andiamo a rivedere, intanto la palla era dentro e poi il fallo di Lupoli chiaramente da ammonizione. Matteo ha una reazione che poteva sinceramente risparmiarsi visto che l'arbitro aveva comunque fischiato, ha rischiato anche qualcosa di Matteo. Terzo ammonito della partita, il primo del Grosseto. Pisano, ancora Di Matteo, lo aspetta Quadrini, pallone verso Malonga che controlla con il petto, c'è Castiglia fuori, non si intendono i due, prova a ripartire Lupoli che va a terra ma non c'è fallo. Allora Semioli, arriva veloce Di Matteo a sovrapporsi, la palla è per lui, Di Matteo inseguito da Foglio che riesce a metterci il piede, calcio d'angolo per il Vicenza, ha provato a far salire un po' il ritmo della partita. A Semioli, la battuta del calcio d'angolo, c'è Plasmati in area, è salito anche Camisa, pallone molto alto, comodo all'uscita per Bremek, un Plasmati che si era mosso sul primo palo. E allora l'ex portiere del Taranto può ricominciare l'azione del suo Grosseto. L'anno scorso il Taranto di Dionigi è stato con soli 15 gol subiti la difesa battuta dei campionati professionisti di tutta Europa, poi non ha trovato la promozione per i playoff persi con la Pro Vercelli, ma anche complice una pesante penalizzazione. La stagione era stata davvero dominata per gran parte
dalla formazione di Dionigi, di Bremek e anche di Antonazzo, che oggi è in panchina per il Grosseto. Attenzione a Del Vecchio, l'1-2 con Sforzini. Sforzini invece si gira, va alla conclusione con il sinistro accompagnato da Pisano. Pallone lontano dalla porta di Pinsoglio. L'inquadratura per Ferdinando Sforzini, ovviamente pericolo pubblico numero 1 dei giocatori proposti da Checco Moriero in campo quest'oggi. 20 gol l'anno scorso, il suo record personale in una stagione, è stato il terzo marcatore del campionato dietro Immobile e Sau, al pari di Gianluca Sansone che giocava all'epoca al Sassuolo. Controllo di Quadrini, adesso ha invertito la posizione con Lupoli ormai da qualche minuto per la verità. Ecco Lupoli attaccato alle spalle da Di Matteo che lo mette giù, calcio di punizione per il Grosseto. Col fallo subito da Arturo Lupoli. Ricorderete, grande speranza il vivaio del Parma in coppia con Giuseppe Rossi, tanto che l'Arsenal nel 2004 lo portò via il calcio italiano quando aveva 17 anni. Lupoli adesso prova a rigenerarsi, prova una rovesciata molto difficile, trova la palla ma non certo lo specchio della porta. Di Matteo, Nicolas Gianni, tende Pisano, si avvicina a Castiglia, movimento di Semioli che incrocia con Malongà per far salire il pallone lasciando spazio largo a sinistra di Matteo. Pallone basso, ci arriva bene Donati. Del Vecchio, Foglio prova a scambiare con Quadrini, interviene anche Sforzini che viene anticipato, ora Plasmati. Gennaro Del Vecchio recupera su di lui. Malongà, controllo complicato su questo terreno molto insidioso, però riesce a favorire lo scatto di Mustacchio, fermato bene da Gennaro Del Vecchio che poi resta a terra, si è allungato quasi in spaccata per recuperare questo pallone, poi è rimasto a terra, il gioco prosegue ma Pairetto interviene, vede il giocatore del Grosseto dolorante, si è rialzato, andiamo a vedere quanto è successo. Questo a lungo, poi la smorfia di dolore di Del Vecchio che però si è rialzato. Sembra tutto a posto per l'esperto centrocampista del Grosseto. Ne vedete la nostra inquadratura. Adesso la palla tornerà il giocatore del Grosseto Padalino che coinvolge il portiere avversario Bremek. Iorio, Calderoni, ma è la mezz'ora del primo tempo, 0-0 alla Menti fra Vicenza e Grosseto. Quadrini, c'è lo scatto di Foglio che va a pestarsi un po' i piedi con Lupoli, questa volta forse ha fatto un movimento non necessario. C'era lo scatto di Foglio, comunque la palla non era raggiungibile. Allora ricomincia il Vicenza con Mustacchio che adesso è chiuso da Quadrini, riesce a girarsi Mustacchio ma allontana la cieca proprio sul petto di Gennaro Del Vecchio. Obodo, Donati, ancora Kenneth Obodo. Del Vecchio, palla per Foglio, suo il gol del vantaggio temporaneo l'ultima partita del Grosseto contro Juve Stabia. Poi c'era stata la rimonta dei campani col 2-1 che ha messo più di un brivido ai grossetani alla panchina di Moriero. Poi il pareggio di Lupoli. Quadrini riesce a conquistare il pallone, Sforzini riapre, poi si butta dentro il cross e verso Lupoli, contatto tra Gianni e Sforzini che resta a terra e Pairetto ferma il gioco. Mi ricordo che è l'arbitro che deve valutare la gravità o meno di un infortunio, sta alla sua discrezione decidere di fermare o meno il gioco in caso di giocatore a terra. Ormai da qualche anno si cerca di diffondere la cultura dei giocatori di non buttare fuori il pallone, lasciare all'arbitro questa responsabilità. Ancora a terra Ferdinando Sforzini, colpo
allo stomaco, mi sembra. Intanto Breda, vedete, ne approfitta per parlare con i suoi giocatori. Avete visto con Gianni e poi con Malongà. Andiamo a rivedere, c'è un contatto con Gianni, poi si tocca subito la bocca dello stomaco Nando Sforzini, che adesso si è rialzato, ovviamente avendo fermato il gioco. Peretto lo deve far uscire dal campo, andrà a scodellare il pallone che verrà restituito ai giocatori del Vicenza. Ed ecco Nando Sforzini che rindossa la sua maschera protettiva. Si ricomincia da Carlo Pinsoglio. Ecco Camisa, Grosseto per il momento in 10 con Sforzini che deve rientrare. Buon anticipo di Iorio che sta ben sostituendo per il momento Olivi. Del Vecchio, Obodo, Donati, si avvicina Lupoli, prova a difendere il pallone, messo giù da dietro da parte di Gianni. Calcio di punizione per il Grosseto. Rientrato intanto Nando Sforzini, giusto in tempo per andare a piazzarsi davanti al limite dell'area. Mario Bodo cercherà la sua testa, invece chiama Lupoli, lo fa avvicinare, gli consegna il pallone. Donati, Obodo, capisce tutto Padalino ma non riesce ad arrivare per l'anticipo. Bodo pressato, sbaglia il tocco di prima. Da Gianni a Di Matteo. Matteo tornato quest'anno per aver fatto molto bene 2 anni fa con la maglia del Vicenza. Lo scorso invece poco spazio nel Palermo per lui. Camisa, Mustacchio, Padalino anticipato da Foglio ma in maniera irregolare. Calcio di punizione per il Vicenza. Castiglia deve ricominciare da Gianni. Semioli, movimento di Plasmati al limite dell'area. Padalino, ancora Castiglia, Di Matteo, Gianni per Castiglia. A girare palla il Vicenza ma solo raramente è riuscito a imprimere un cambio di ritmo alla sua azione. Ora la palla gira senza però preoccupare più di tanto la difesa del Grosseto, che ha rischiato qualcosa solo quando è entrato nel vivo dell'azione Malongà. Ricordate la grande parata di Bremek. Semioli prova a trascinarsi il pallone in area, chiuso da 3 giocatori avversari, perde palla. Rilancio verso Sforzini, è troppo alto, dietro tutti c'è Pisano. Chiama all'opera subito Di Matteo, attenzione alla pressione di Lupoli su di lui, deve ricominciare Pisano, va anche Sforzini. Pisano rischia qualcosina con questo passaggio che Sforzini aveva intuito ma non è riuscito a intercettare. Castiglia, Semioli, un po' di spazio per avanzare, rimonta Bodo su di lui, poi Di Matteo prova ad andare sul fondo, cross basso verso Malongà. Piazzato bene Iorio, riesce ad allontanare. Lungo lancio di Semioli, lo stacco da parte di Plasmati, che riesce a indirizzare il pallone verso la porta senza però da quella distanza poter impensierire Bremek. Buon movimento in terzo tempo da parte di Gianvito Plasmati, però avete visto al limite dell'area era difficile impensierire Nicolas Bremek. Padella, palla per Iorio, lancio per lo scatto di Lupoli, riesce a girarsi Gianni ma non trova il pallone. Lupoli in area, pallone dentro per Sforzini di testa e c'è il gol del Grosseto. Nando Sforzini, ancora lui in gol sull'errore della difesa del Vicenza. Grosseto improvvisamente in vantaggio al 36esimo minuto del primo tempo. Molto bravo Lupoli e molto bravo Sforzini a lavorare sul filo del fuorigioco. L'uomo mascherato in gol di testa, errore di Gianni. Lupoli riesce a ritrovare il pallone, alza la testa, Sforzini lavora sul filo del fuorigioco e va a segnare. Nulla da fare per Pinsoglio. 1-0 per il Grosseto. E ancora lui, nonostante la maschera, riesce ad essere decisivo.
come detto, gol dell'ex una stagione 2007-2008 qui a Vicenza per Nando Sforzini, che avete visto l'esultanza, ha avuto anche qualche dedica, chiamiamola così. 1-0, partita che cambia improvvisamente. La prima vera azione del Grosseto, colpevole senza dubbio la difesa del Vicenza a farsi sorprendere. Pallone che rimbalza male a Iorio e mette direttamente in fallo laterale, prova a reagire subito la squadra di Breda, manca l'aggancio Castiglia, riesce a intervenire Sforzini ma Castiglia vince il contrasto. Di Matteo, Semioli, capito tutto, però Donati che è riuscito ad anticipare Franco Semioli. Sforzini fa salire la squadra, trova Obodo, prova a distendersi il Grosseto che adesso avrà molti più spazi, bel colpo di testa di Quadrini, intelligente l'idea di seguire Foglio, ma Camisa aveva capito tutto. Tocca male Quadrini, può ripartire il Vicenza con il duo Mustacchio-Padalino. Mustacchio si accentra, forse si allunga un po' il pallone, glielo tocca Obodo, allora Castiglia deve ricominciare. Lungo cross di Camisa, stacca Plasmati, trova il pallone, prova a intervenire Malongà, pallone che poi Padella porta fuori dalla propria area con questa imperiosa azione, chiama allo scatto Foglio, in mezzo arriva Quadrini, dietro di lui Sforzini e Lupoli. Foglio preferisce ricominciare da Del Vecchio, Obodo a Donati, prova a sfruttare il momento psicologicamente favorevole in Grosseto. Donati prova ad andare sul fondo, c'è il fallo da parte di Semioli segnalato dall'assistente di Pairetto, Mauro Vivenzi, assistente che opera sotto la tribuna centrale. È stato lui, sbandierando a segnalare a Pairetto di intervenire. È stato a terra Donati, il fallo di Franco Semioli. E dunque è arrivato il quarto gol stagionale per Nando Sforzini. Può riprendere, c'è Quadrini sul punto di battuta, attenzione ovviamente a Sforzini in area, c'è anche Del Vecchio a sfruttare il suo fisico, così come Padella, oltre a Lupoli e Obodo. La battuta di Quadrini, pallone che spiove, stacca Sforzini, quasi oscura la visuale, ma poi Del Vecchio che non trova la porta. Una posizione molto favorevole, ha potuto calciare di potenza Gennaro Del Vecchio, pallone che gli si è alzato. Sforzini saltando ha praticamente oscurato la visuale a Padella, la palla è rimbalzata addosso a Padella, ma Del Vecchio qualcosa di meglio poteva fare nel suo tentativo. Grosseto vicino al raddoppio, lotta Plasmati, subisce fallo da Obodo. A scoccare il 40° minuto del primo tempo, il Grosseto è in vantaggio. Semioli, inserimento di Malongà, poi di Matteo, va al cross verso Plasmati che può staccare e toglie il pallone dalla testa di Mustacchio. Poi bene Padalino ad anticipare Foglio che lo mette giù, prova a reagire il Vicenza. Plasmati ha provato ad arrivare sul pallone e ce l'ha fatta, ma di fatto lo ha tolto dalla testa di Mustacchio che stava arrivando da dietro. Poi qui il buon intervento di Padalino che guadagna un calcio di punizione. Sale in area Padalino, c'è Castiglia oltre a Malongà e Plasmati, c'è anche Alessandro Camisa, limite dell'area Padalino, e poi testa di Iorio ad allontanare, per ricominciare Di Matteo, prova ad aggirare Donati, permette l'intervento di Obodo. Obodo mantiene la calma, esce bene il Grosseto nella propria zona di difesa. Del Vecchio, scatto di Foglio, tanti spazi adesso per il Grosseto. Quadrini largo a sinistra, in mezzo c'è il solo Sforzini, sulla posizione da parte di Foglio, la palla è per lui, posizione regolare, se la allunga un po' Foglio che cerca di mettere in mezzo Pisano, poi il rimpallo sul petto di Mustacchio. Per forse sfruttare meglio questa azione molto favorevole del Grosseto, che adesso si è un po' allungato, prova contropiede il Vicenza con il pallone lungo verso Malongà. Sono solo 3 però i giocatori del Vicenza che provano questa azione d'attacco, il resto della squadra non ha accompagnato nel migliore dei modi. Allora c'è la rimessa laterale per il Grosseto.
Fiora Sforzini, Pisano attaccato subito da Lupoli, sua finta, poi Semioli, ancora Pisano, Di Matteo, pallone basso in mezzo, Padella lo allontana, Vicenza che non riesce a coinvolgere nella partita Dominique Malonga. Finora è vero che quando si è visto si è reso molto pericoloso, ma è altrettanto vero che si è visto davvero poco. Semioli, buon numero da parte di Semioli, cerca di entrare in area, Bodo lo fa uscire in maniera regolare, poi interviene, poi si prosegue, non c'è fallo di Di Matteo su Lupoli, lontana Del Vecchio, male però, palla che resta in area, allora Plasmati la tocca, poi Trino Mustacchio con la Plasmati, in mischia, pallone deviato e calcio d'angolo. Mischia generata dal brutto rinvio da parte di Del Vecchio e Plasmati in qualche modo riesce a indirizzare verso la porta, c'è la deviazione provvidenziale dello stesso Del Vecchio. Il calcio d'angolo per il Vicenza al 43esimo minuto del primo tempo, lo batte Semioli, poi verso Plasmati che prova a coordinarsi, allontanata la palla, prova Lupoli a scappare via, cerca di prendere il tempo a Camisa che invece protegge bene la posizione, anzi si trattava di Gianni. Donati di testa, arriva veloce Di Matteo prima di Lupoli e poi tocca il pallone e guadagna un calcio di punizione su un controllo così da parte di Di Matteo. Lupoli è intervenuto, poi contatto fra i due, vedete, Grosseto adesso può respirare dopo il tentativo immediato di reazione da parte del Vicenza. Nicolas Bremek al rinvio, 35 anni per l'esperto portiere del Grosseto, che è tornato quest'anno in Serie B dopo 4 stagioni di Lega Pro tra Foggia e Taranto, in Italia dal 2002 quando venne ingaggiato dalla Carrarese. In Serie B ha giocato altre 3 stagioni, 2 ad Arezzo e 1 ad Ascoli. Controllare Donati, Padella, ora Calderoni, si allarga Foglio, si propone anche Del Vecchio, Calderoni ricomincia da Bremek sul quale arriva subito la pressione da parte di Malonga, rilancio allora del portiere del Grosseto, buono lo stacco di Camisa, poi Mustacchio ancora di destra verso Plasmati che riesce a prolungare, Malonga era lontano. Scatto ancora di Lupoli, si impegna Di Matteo con lui, mette la palla non è uscita, quindi Lupoli può provare ad attaccare nuovamente Di Matteo che è pronto a rialzarsi. Rimessa laterale per il Grosseto, mentre vedete si giocherà fino al 48esimo minuto. Quarto uomo, Simone Versano di Treviso, mostrato al pubblico numero 3, 3 minuti di recupero e poi ingenuità fra Donati e Lupoli. Si scambiano il pallone, ma Donati era rimasto in fuorigioco dopo la rimessa laterale. Il lancio di Pinsoglio, arrivato via Juventus nello scorso gennaio, che ha cominciato la stagione a Pescara, che all'inizio da titolare, poi gli è stato preferito da parte di Zeman Anania, ma lui è tornato alla Juventus che l'ha girato al Vicenza a metà della scorsa stagione. Iorio, Calderoni prova a gestire il possesso palla verso il Grosseto, il lancio verso Quadrini, fermato in maniera irregolare da parte di Camisa. Lancio di posizione che vedete il Grosseto batte con molta calma col braccio destro, Camisa spinge l'avversario prima di intervenire. Calderoni, Padella, ora Angelo Iorio, lungo rilancio che supera Sforzini, prova a staccare Lupoli, dietro di lui Gianni, Obodo, Del Vecchio,
Calderoni, che ha spazio per avanzare, poco più di un minuto alla fine anche del recupero in questo primo tempo. Il Grosseto in vantaggio dal 36esimo col gol di Nando Sforzini. Obodo, Foglio, ora Calderoni che va a cercare Sforzini, che era in posizione irregolare, si è alzata la bandiera dell'assistente di Pairetto, calcio di punizione che deve essere battuto però da un'altra posizione. Prova il Vicenza a organizzare l'ultima azione del primo tempo, lo fa con Di Matteo, c'è Padalino che si è spostato a sinistra adesso, deve salire Padalino, trova adesso Malongà, si propone al limite dell'area, prova a girarsi Malongà, ancora Padalino, spazio per Semioli dall'altra parte, subito il cross verso Plasmati, anticipato bene da Iorio, poi Castiglia che mette giù, buona eleganza in mezzo al traffico, guadagna un calcio di punizione, ci sono una decina di secondi per batterlo, Vicenza può fare in tempo, controlla il cronometro Pairetto e dice invece che di tempo non ce n'è più. Finisce il primo tempo con il Grosseto avanti 1-0, il gol al 36esimo minuto di Nando Sforzini, complice un errore abbastanza evidente alla difesa del Vicenza, in particolare di Nicolas Gianni. Il Vicenza ha provato a fare questa partita, è stato vicino al gol con Malongà, però in realtà non è riuscito ad avvicinare, se non con tiri da lontano, la porta di Bremek. Grosseto ha approfittato di fatto dell'unica occasione che gli è capitata e va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Ecco il protagonista del gol con ancora i segni del colpo al naso subito una settimana fa, cioè nonostante la maschera, Sforzini di testa è andato a portare in vantaggio il suo Grosseto. Squadre negli spogliatoi, noi ci fermiamo per qualche istante, poi nuovamente in diretta qui dal Mente di Vicenza, fra poco. Sono tornate in campo le squadre, c'è Alex Pinardi per il Vicenza, cercheremo di capire al posto di chi. Malongà e Plasmati ci sono, c'è Semioli, mi sembra di non vedere più Mattia Mustacchio. Adesso vedremo la segnalazione ufficiale del quarto uomo, così esce il numero 8, cioè Mattia Mustacchio, dentro il numero 16 Alex Pinardi, con dunque lo spostamento di Semioli probabilmente più largo sulla fascia e Pinardi a fungere da trequartista puro. Un 3-4-1-2 per Breda si annuncia in questo secondo tempo, con la fantasia e anche l'esperienza di Alex Pinardi a supportare Plasmati e Malongà per cercare di bucare la difesa del Grosseto, che si è ben comportata nel corso del primo tempo, al di là dell'occasione lasciata a Malongà. Poi Malongà è stato molto bravo con quel tiro, ancora meglio è andato Bremek con una grande parata. Tutto pronto per cominciare, qui l'arbitro Luca Pairetto, figlio d'arte da Nichelino in provincia di Torino, pronto a dare il via alle operazioni nel secondo tempo. Partita ripresa, la prima palla giocata dal Grosseto con Iorio, protagonista davvero di una buona prima frazione di gara. Contatto fra Pisano e Lupoli, Pisano un po' sorpreso fuori posizione dal colpo di testa di Sforzini, ha messo giù Lupoli, guadagnano subito un calcio di punizione quelli del Grosseto. Eccolo qua il contatto, fallo del capitano del Vicenza, Marco Pisano, 32enne, la sua seconda stagione qui a Vicenza dopo una bella carriera anche in Serie A. Va Quadrini con la battuta, prova a staccare Sforzini che riesce a liberarsi, però lo fa spingendo. È intervenuto Pairetto, sanzionato un calcio di punizione. Comunque Sforzini non ha trovato un buon impatto col pallone. Copinardi tocca sul pallone coinvolgendo Pisano. Gianni, Pinardi, Malongà, tocca male verso Castiglia, interviene Obodo, poi Quadrini che prende il tempo a Padalino che lo ferma con un fallo tattico ed è inevitabile l'ammonizione. Sono falli ormai che non vengono più accettati. Padalino non poteva fare altro perché poteva scattare il contropiede
del Grosseto. Errore ancora di Dominic Malonga. Breda lo aveva annunciato in cattive condizioni fisiche, sicuramente non la migliore prestazione da parte di Malonga, che ha invece avuto un impatto devastante sul campionato fino all'ultima giornata. Lupoli, comincia Iorio, poi Bremek, arriva Plasmati in pressione, prova a gestire il possesso di palla il Grosseto con Del Vecchio, con calma per Padella. Calderoni, rilancio a cercare la sponda di Sforzini, che protegge bene palla dall'attacco di Pisano. Quadrini, pallone impreciso, se ne accorge Pinardi, riesce a guadagnare il possesso della palla. Castiglia, Semioli, può salire Semioli, che ha giocato di fatto da interno sinistro nel primo tempo, duettando sulla fascia sinistra con Di Matteo. Ora più largo a destra, prendere il posto occupato nel primo tempo da Mattia Mustacchio. A girare palla la difesa del Grosseto. Del Vecchio, Calderoni, stacca Lupoli, che riesce a prolungare di testa, ma Sforzini era arretrato, quindi può ricominciare il Vicenza con Pisano. Adesso Semioli, Castiglia, prende palla a Pinardi, la riceve. Pinardi, Malonga, attenzione, Malonga può accendersi da un momento all'altro, lo frena però bene Iorio, lo costringe a tornare da Gianni. Castiglia, fa salire Camisa in profondità per Padalino. Si lotta lungo la linea laterale, la rimessa è per il Vicenza. Veloce da Padalino a Semioli, ancora Padalino in questo scambio fra ex Doriani, arrivati insieme a Lacco, l'ungherese, che poi si è fatto male, ne avrà ancora per almeno un mese e mezzo, pari di Rigoni, giocatori sui quali il Vicenza non ha ancora potuto contare. Camisa, Di Matteo, subito il cross troppo alto per Plasmati, comoda l'uscita di Bremek. Allora Calderoni, Del Vecchio per Lupoli, prova a entrare in velocità, poi gli dà una mano Sforzini, che cerca di aprire, pallone complicato, controllato bene da parte di Quadrini. Padella, Calderoni largo a sinistra, si propone Foglio, poi Semioli, Padalino, buona iniziativa personale, Pinardi vorrebbe palla, ma Iorio aveva già capito tutto, grande uscita dalla zona difensiva da parte di Angelo Iorio. Lupoli, c'è lo scatto di Foglio, pallone indietro a Quadrini, si propone Donati largo a destra, Bodo preferisce andare da Valerio Foglio. Del Vecchio, Calderoni, pressato da Plasmati, rilancia un po' alla cieca, fatto regala palla al Vicenza, che può salire con Camisa. Adesso Castiglia, Malonga, Padalino, si prepara un altro cambio per il Vicenza, però guadagna anzi no, un calcio d'angolo. Chiamata dell'assistente indica la rimessa dal fondo per il Grosseto sul tentativo da parte di Semioli. Ultimo a toccare il pallone, visto movimento davanti alla panchina di Breda, vedremo chi sarà ad entrare. Andiamo a vedere, sì, l'ultimo rimpallo sul corpo di Semioli, visto bene l'assistente Mauro Vivenzi. Breve che rischia qualcosa perché ritarda un po' la ripresa del gioco. Il rilancio arriva, colpo di testa di Semioli, spazio per Foglio per controllare, alzare la testa e cercare Sforzini. In anticipo Camisa, Pisano, Castiglia, ancora l'ex difensore del Varese. Semioli adesso, Castiglia,
Buon disimpegno del Vicenza, poi il lancio di Castiglia è un po' arretrato, la Di Matteo deve ricominciare da Gianni. Ancora Luca Castiglia, pronto Martinelli a entrare in campo, forse Pisano era un po' acciaccato prima di questa partita, non ce la fa, staremo a vedere. Semioli si accentra, palla dentro e bassa, ancora Semioli, però c'è Padalino con spazio a destra, Padalino le sue finte contro lui del Vecchio, cross, pallone che filtra, Obodo prova a allontanarlo, ritarda un po' e Plasmati gli tocca la palla da dietro, Castiglia carica al destro, respinto, poi ricomincia Camisa, insiste il Vicenza, si accorge il pubblico che può essere un buon momento, prova a sostenere la squadra di Breda. Castiglia, Malongà, Pinardi, ancora Malongà nello stretto, prova a scambiare con Plasmati, richiama al lavoro Camisa, Semioli, la cross troppo alto per Plasmati, esce bene Bremek e va subito a rilancio lungo con le mani, perché ha visto con la coda dell'occhio lo scatto da parte di Quadrini che mette giù e coinvolge Donati. Pronto ormai da più di un minuto Martinelli a entrare nella partita, il pallone non è mai uscito, è stato richiamato in maniera abbastanza precipitosa dalla panchina vicentina. Martinelli, presumibile un problema fisico per uno dei tre difensori. Donati, lo scatto di Sforzini, Sforzini tocca il pallone, lo tocca anche Pisano che poi va in scivolata a fermare Sforzini, a favorire il disimpegno di Castiglia. Padalino, Semioli, scatto da parte di Padalino, palla è per lui, un po' larga, mette fuori Calderoni, dovrebbe riprendere velocemente il gioco Padalino, ma c'è da effettuare il cambio. Fuori Di Matteo, quindi c'è proprio un cambio tattico da parte di Breda. Dentro Martinelli che si piazza a destra con lo spostamento da parte di Gianni a sinistra. Probabile una difesa a 4 per Breda. Staremo a vedere lo sviluppo delle azioni. Lupoli va a cercare Foglio che cerca di prendere il tempo a Martinelli. Martinelli è bravo a coprire l'intervento poi di Pisano. Lancio verso Malongà, è troppo basso, c'è il colpo di testa da parte di Donati. Obodo, Calderoni, Del Vecchio, Quadrini, un po' di spazio per avanzare, in mezzo c'è il solito Sforzini, arriva a supporto anche Gennaro Del Vecchio e vede il movimento di Foglio, vuole servirlo ma il pallone è respinto da Padalino. C'è poi Egiani, cerca di allontanare il pallone che non è restato in campo, lungo la sua traiettoria è uscito, rimessa per il Grosseto. Difesa 4, va con un 4-4-2 adesso Breda, con Martinelli e Gianni sulle due fasce in difesa, Pisano e Camisa i due centrali, in mezzo al campo Castiglia e Padalino, Pinardi e Semioli sulle fasce, di fatto due che possono giocare anche da trequartisti a centrarsi molto, e poi Malongà e Plasmati in attacco. Pallone buono per Padalino. Ecco Semioli, Padalino che prova ad andare sul fondo, cerca di prendere il tempo a Calderoni, finisce a terra ma non c'è fallo, con l'assistente che era molto vicino, se la prende Padalino con l'assistente di Venzi che avete visto alle spalle di Moriero. È arrivata qualche protesta anche dalla panchina del Vicenza, Peretto si avvicina. C'è un'espulsione dalla panchina del Vicenza. Nota forse qualche parola di troppo da lontano. Immagino che sia stato richiamato Pairetto dal quarto uomo.
Si ricomincia con il rinvio da parte di Bremek. Perde ancora un po' di tempo, si arrabbia il pubblico. Bremek, giocatore molto esperto. Rimessa per il Vicenza. Prova Semioli. Castiglia. Martinelli adesso. Pinardi. Vince un primo rimpallo, poi la palla viene mandata da Foglio in fallo laterale. Prova a insistere il Vicenza, ma ancora in maniera un po' troppo prevedibile, per la verità. Adesso è chiuso Padalino nell'angolo, guadagna una rimessa laterale. Pinardi per Padalino che è in posizione regolare, attenzione al cross, leggermente troppo alto per Plasmati, ancora lì il Vicenza. Pallone in mezzo, Malongà. Lo lascia sfilare e Pinardi prova a controllarlo, attaccato da Obodo. Poi allontana Padella. Sforzini. Puntuale come sempre in questa partita Valerio Foglio a proporsi sulla fascia. Pallone in profondità per Lupoli che ha una grande idea con il colpo di tacco. Pisano riesce a intervenire prima di Foglio e ad allontanare. Buona partita davvero di Arturo Lupoli. Rimessa per il Grosseto. Adesso Perretto dovrà probabilmente intervenire perché si sta perdendo molto tempo. Ammonito Del Vecchio. Immagino accusato dall'arbitro Perretto di aver perso tempo, forse per qualche parola che è scappata a Gennaro Del Vecchio. Munito lui, se Perretto l'ha accusato di non essere andato a effettuare la rimessa laterale. Attenzione a Foglio, Quadrini, la conclusione deviata a calcio d'angolo per il Grosseto che continua a pungere in contropiede. Adesso il Vicenza sta attraversando qualche minuto di difficoltà, fatica a riorganizzarsi. Calcio d'angolo per il Grosseto che prova ad approfittarne. Salito anche Padella insieme a Sforzini, Del Vecchio in area, pallone che non passa però. Va alla conclusione Calderoni, il tiro è buono, respinto dalla difesa del Vicenza. Semioli prova il rilancio, ci mette il piede Quadrini, messa laterale già eseguita. Malongà, spazio per avanzare, ha bisogno il Vicenza che Malongà entri di più nella partita. Semioli, Castiglia, Pinardi, può avvicinarsi all'area, pallone dentro verso Plasmati che era in posizione regolare ma il pallone era troppo lungo. Stanno spiegando Plasmati e Pinardi, centranti del Vicenza, si aspettava un pallone indirizzato dall'altra parte, ha cercato di recuperare la posizione ma era controtempo. Sono 16 minuti al Menti, il Grosseto è ancora in vantaggio per 1-0. Adesso una rimessa laterale, pronto un cambio per il Grosseto, dentro Marco Crimi, la maglia numero 6, lascia spazio Quadrini che ha corso davvero tanto. Oriero riadatta la propria squadra in base alla nuova struttura tattica dell'avversario, dentro un centrocampista classico come Crimi e fuori Quadrini, ha dato davvero un bel contributo la propria squadra in questa partita, gestendo bene il pallone anche le azioni di contropiede del Grosseto. Per testa di Sforzini, nella zona c'è il solo Pisano, coinvolge Castiglia, seguito proprio da Crimi. Malongà in controtempo, Iorio ancora molto bene. Crimi, prima palla giocata.
calma ovviamente ancora il Grosseto con Lupoli che parte da destra questa volta, vuole entrare in velocità, lo ferma Pisano, mette giù Marco Crimi, alza la testa il giocatore messinese, poi fa ricominciare addirittura la propria squadra da Bremek. Rilancio direttamente sul piede di Camisa, riparte il Vicenza. Semioli si avvicina Malongà, porta palla a Semioli, vede Plasmati, movimento di Plasmati, palla per Pinardi, di prima impreciso il tocco verso Gianni. Attenzione a Sforzini, è stato perso da Pisano ma è assolutamente da solo. Centravanti del Grosseto, tiene palla, arriva anche Lupoli, in mezzo è arrivato Bodo, prova il numero Lupoli, non riesce ad andare via, Bodo va alla conclusione, fatto ingolosire da questo pallone che gli veniva incontro, tiro basso, facile preda di Pinsoglio. Martinelli, anticipo di Foglio, poi Lupoli che fa rimbalzare il pallone addosso a Martinelli, rimessa per il Grosseto, nuovo cambio. Pronto entrare Stefano Giacomelli, fuori Padalino, applaudito dal pubblico che ha riconosciuto il grande impegno da parte del giocatore svizzero che ha corso tantissimo. Dentro dunque Giacomelli che cambia ancora l'assetto tattico di Breda, adesso con 3 punte di fatto, Giacomelli, Malongà e Plasmati, squadra ovviamente, visto la situazione di punteggio, molto offensiva per Breda che ha anche Semioli e Pinardi, oltre ai 3 attaccanti puri. Semioli in mezzo, il cross troppo arretrato per Giacomelli, può allontanare la difesa del Grosseto, anche la palla a Camisa, interviene Martinelli. Gianni, prova ad andare via Giacomelli e perde il suo primo contrasto con Donati, che protegge bene il pallone, finisce a terra. Calcio di punizione per il Grosseto. Andiamo a rivedere, arriva Pinardi, suo il fallo su Donati, poi la protesta di Giacomelli credo per il non fischio precedente da parte di Pairetto. Adesso sta molto alta la squadra vicentina, il rilancio di Sforzini, per Sforzini è troppo alto. Camisa, largo a destra c'è Semioli, in mezzo Plasmati, dietro di lui gioca Malongà e largo a sinistra c'è Giacomelli con Pinardi in mezzo al campo a costruire insieme a Castiglia che adesso fa girare per Martinelli. Semioli, Martinelli, il cross lo allontana Padella, adesso laterale per il Vicenza. Prima un cambio, dentro Marcello Falzerano per il Grosseto, fuori Lupoli che lui è protagonista di un'ottima prestazione. Campo con maglia numero 31 il 21enne ex giocatore di Avellino e Latina Marcello Falzerano. Lotta Martinelli, è tornato un po' alle origini un po' di anni fa, mostrava sulla fascia destra, da qualche anno invece utilizzato come difensore centrale. Guadagna un calcio d'angolo, Giacomelli si fa subito vedere, vuole andare sul fondo, buono il cross di Giacomelli, non si intendono Sforzini e Bremek, poi arriva la conclusione molto lontana da parte di Camisa che non colpisce bene. Allora rilancio Bremek, dovrà velocizzare l'operazione, è stato avvertito da parte dell'arbitro Pairetto. Con rilancio del portiere del Grosseto. Allontana Gianni direttamente in fallo laterale.
Falzerano tocca bene sul primo pallone, lo scambio con Sforzini, a cercare Crimi, preso un po' in controtempo. Castiglia lotta con Falzerano che lo mette giù, calcio di punizione per il Vicenza. Malongà a portare palla, ancora bene Iorio su di lui, poi Del Vecchio, attenzione, leggermente in controtempo, Foglio messo giù poi da Semioli. Bravo Foglio perché il passaggio era leggermente arretrato, ha controllato bene, poi chiaro il fallo di Franco Semioli. Avete visto Francesco Moriero molto attivo davanti alla sua panchina, siamo ormai a metà del secondo tempo, il suo Grosseto è ancora in vantaggio sul campo del Vicenza, che pochi giorni fa è riuscito a strappare i primi punti, a togliere i primi punti dalla classifica del Sassuolo. Pinardi ricomincia da Pisano. Giacomelli, pallone per Martinelli, è impreciso, interviene Obodo. Attenzione allo scatto sia di Falzerano che di Sforzini. Pinsoglio in anticipo. Pisano si avvicina a Pinardi, la palla per Castiglia, ha spazio per avanzarlo, attende Del Vecchio. Malongà, poi un po' arretrato del Castiglia che riesce a controllarlo, si allarga Martinelli che riceve, alza la testa Martinelli, pallone in mezzo verso Malongà, anticipato da Padella, ancora Castiglia, vuole ricominciare, sale Gianni, cross di Gianni con il petto, allontanato Iorio, pallone ancora dentro, allontana Padella, poi controlla Falzerano, esagera nel portare palla, gliela strappa Pinardi. Giacomelli che scivola dopo il controllo e Falzerano guadagna un calcio di punizione. Paratura per Stefano Giacomelli, arrivato da Pescara nell'ambito dell'operazione che ha portato in Abruzzo Elvis Abbruscato. Fortunato in questo caso perché dopo il controllo è scivolato e poi Falzerano riesce a conquistare con malizia un buon calcio di punizione. Quadratura per Roberto Breda, chiamato quest'estate a Vicenza per risollevare questa squadra che era retrocessa dalla Serie B l'anno scorso. Trovato invece di dare una squadra in Serie B, la società gli è stata vicino portando all'ultimo momento dei giocatori importanti nella sua rosa. Adesso sta cercando di lavorare e di giocare insieme per creare la giusta chimica di squadra, presa non semplice ma che qualche frutto ha portato, perché lo ripeto, la partenza e 6 punti nelle prime partite non sono affatto da buttare, anche se oggi presumibilmente finora si è visto un passo indietro rispetto alla partita di Modena contro il Sassuolo. Pisano attaccato da Sforzini, interviene Giacomelli che sfiora e basta, poi Obodo di testa in mezzo al campo, anticipa 2 giocatori del Vicenza, finisce a terra e guadagna un calcio di punizione, adesso giù da Pinardi. Alla battuta Iorio, pallone basso, allontanato da Castiglia, Semioli si impegna per tenere il pallone in gioco e ci riesce. Martinelli. Giacomelli a prolungare di testa. Poi Del Vecchio, il palleggio, Obodo, Falzerano, tocco impreciso verso Kenneth Obodo, rimessa per Martinelli. Semioli, ancora Martinelli, Luca Castiglia, spazio per Gianni per avanzare, invece va subito al cross, cerca la testa di Plasmatiche, cerca di mettere verso il centro dell'area dove svetta Iorio.
Pinardi, apertura per Semioli, finta il cross, prova ad accentrarsi Semioli, cross con il sinistro, l'ha scattato in avanti Malongà, allontanato Padella che poi a gran voce chiama i suoi a salire, ancora di testa Emanuele Padella, la palla è per il Vicenza, prova a insistere la squadra di Breda, si avvicina Pinardi, lo scambio con Martinelli, poi Semioli che era in fuorigioco, quindi calcio di punizione per il Grosseto. Quadratura per l'assistente Mauro Vivenzi, dall'altra parte opera Rodolfo Di Uolo di Castellammare di Stabia. Nicolas Bremek al rilancio verso Sforzini, corpo a corpo con Martinelli, si strattonano a lungo i due e alla fine Peretto interviene per il fallo di Nando Sforzini. Pinardi, può salire Gianni, prova a proporsi Giacomelli, subito il cross di Gianni verso Plasmati, anticipato da Padella, arriva Castiglia, controlla con il petto, Semioli, Pinardi, Pisano, deve ricominciare il Vicenza, prova ancora da sinistra con Gianni, cross verso Malongà, intervento ancora di Foglio, di Iorio, chiedo scusa, poi Pinardi, vorrebbe un fallo di mano Pinardi, non è questa l'idea dell'arbitro, riparte Falzerano, Obodo protegge il pallone, attacca ancora Pisano che ci mette il piede, mette il fallo laterale. Messa di Giulio Donati. Malongà contro due avversari, chiedo scusa, Obodo contro due avversari, finisce a terra ma non c'è fallo. Può ripartire Martinelli dall'altra parte, Semioli, si rinnova il duello con Foglio, buona la sponda da parte di Plasmati, non si intende con Malongà, può parare Bremek che voleva anche una segnalazione da parte dell'assistente per la posizione di Plasmati, invece è posizione regolare. Attenzione allo scatto da parte di Falzerano, deve uscire Pinsoglio ma il gioco è fermo perché era in fuori gioco Falzerano. Pinardi, Gianni di prima a cercare Giacomelli, il pallone impreciso, si riprova Pinardi dopo la respinta di Iorio, provazione personale, scatto di Giacomelli, pallone troppo lungo, Iorio ancora lui che riesce a guadagnare la rimessa laterale facendo rimpallare il pallone sui piedi di Giacomelli. Questa è l'azione precedente, Plasmati che cerca l'appoggio verso Malongà, prova il break Semioli, però è in ritardo, non può evitare il fallo laterale. Ancora Francesco Moriero, Crimi prova a girare la palla, la respinge Martinelli che poi scivola alle sue spalle, interviene Camisa, Malongà, c'è un contatto con Calderoni regolare, rilancio di Padella, di testa di Camisa, Martinelli che prolunga, Malongà in fuorigioco, non può interessarsi del pallone, stacca Semioli, poi Foglio, Semioli lo attacca, conquista di esperienza il pallone, poi c'è un contrasto regolare con Crimi, riparte il Grosseto, Sforzini, c'è lo scatto di Foglio, lo scatto anche di Falzerano, a destra arriva Obodo, pallone per Falzerano, Sforzini chiama palla in mezzo, Falzerano punta l'area, va alla conclusione Falzerano, pallone appena alto sopra la traversa. Per Marcello Falzerano, il gioco un po' di prima perché è rimasto a terra Crimi dopo il contrasto precedente. C'è un'altra espulsione dalla panchina del Vicenza. Espulso, mi sembra di aver visto Cristallini, responsabile dell'area tecnica della Vicenza, se l'ho visto bene. Si è ripreso Crimi, buon intervento da parte di Donati ma non è finita perché c'è Malongà,
largo a destra Semioli, si butta dentro Malonga dove c'è già Plasmati, pallone verso Plasmati, Padella in anticipo di testa, poi Obodo a proteggere bene la palla, attacca Gianni, rimette la palla in fallo laterale. 32 minuti nel secondo tempo, resiste il Grosseto, avanti 1-0 dal 36esimo minuto del primo tempo, il gol di Nando Sforzini. Adesso prova a controllare la palla, la tocca Pinardi, ma ancora il Grosseto a gestirla, il lancio di Iorio, ora un contatto fra Pisano e Sforzini, il fallo è del giocatore del Grosseto che ha puntato in maniera troppo evidente l'avversario prima di coordinarsi. Già battuta la punizione. Gianni verso Plasmati che prova a controllare, palla toccata di testa da Plasmati, poi Semioli senza fallo recupera palla, Martinelli, Castiglia, ancora Martinelli, Camisa, ora Gianni, Malonga, Castiglia, Pisano, il cross prova a coordinarsi Plasmati che tocca il pallone e Padella lo controlla e lo allontana. Una buona prestazione dei due centrali difensivi del Grosseto. Grosseto adesso può partire con Falzerano e da solo se ne accorge, allora va da Obodo, preferisce mantenere il possesso palla. Del Vecchio, ora Calderoni, trova bene Crimi, quindi riesce a toccare verso Sforzini che lotta con Pisano, alla fine il contrasto vede vincitore il capitano del Vicenza. Sale Martinelli, sospinto un po' anche dal pubblico, Semioli, Pinardi, lo spazio in mezzo al campo, Malonga, Gianni, cross ancora su Plasmati, ci arriva Padella e ancora Falzerano che sta facendo un lavoro molto prezioso. Le respinte della sua difesa è sempre presente, riesce a controllare il pallone. Semioli prova il cross, contratto da Foglio, la rimessa è per il Vicenza. Lottano Semioli, Martinelli, Crimi e Foglio, ancora una rimessa per il Vicenza. Castiglia, Semioli, ancora Castiglia, Pisano, ormai il Vicenza è tutto in attacco, buona palla per Plasmati che mette giù, la conclusione respinta. Plasmati vorrebbe l'intervento di mano e il calcio di rigore, tutta la panchina del Vicenza in piedi, azione sicuramente da rivedere. Questa è l'espressione di Plasmati, andiamo a vedere, mette giù con il petto, la conclusione. Che è difficile capire, sembra colpire il petto del giocatore del Grosseto. È vero che i due difensori avevano le braccia larghe in posizione assolutamente irregolare, ma la sensazione è che la palla abbia colpito il petto del difensore del Grosseto. Subisce fallo Giacomelli. C'è un nuovo cambio dentro Antonazzo, Angelo Antonazzo per il Grosseto. Andiamo a vedere ancora. Palla che mi sembra colpisca addirittura il volto. Ripeto, la posizione dei due difensori è assolutamente irregolare perché le braccia aperte. Però la palla non colpisce il braccio. Fuori Foglio. Dentro Angelo Antonazzo. Buona partita di Valerio Foglio. 36 minuti nel secondo tempo, insiste il Vicenza, calcio di punizione, si muove dietro la linea dei difensori, Plasmati, palla direttamente verso Breve che allontana, attenzione Malonga, trova la conclusione, capisce male Malonga, conclusione non facile. Breve coi pugni, un po' la conclusione di Malonga. Pronto al rinvio Nicolas Bremek, si prende tutto il tempo a sua disposizione ed ecco il rilancio.
spinta di Sforzini su Martinelli, bravo Martinelli a prendere posizione davanti a Sforzini. Pinardi, attenzione a Giacomelli, il cross messo fuori da Del Vecchio, arriva Martinelli, si allarga Semioli che riceve, Semioli all'indietro per Camisa, palla in mezzo, arriva ancora Padella a mettere fuori, Pinardi, Giacomelli, le sue finte, alza la testa, pallone verso Plasmati, capisce tutto Bremek. Passa il tempo, mentre Plasmati e Padella vengono a contatto. Ha ammonito Gianvito Plasmati per quella reazione che abbiamo visto. Grosseto riesce a perdere ancora qualche secondo prezioso. Plasmati sta tornando a parlare con l'arbitro. Il lancio di Bremek, unito Gianvito Plasmati, che raggiunge la lista dei cattivi Gianni e Castiglia tra i suoi compagni, Del Vecchio e Lupoli, che comunque è uscito tra gli avversari. Spinta di Donati su Semioli, lancio di punizione per il Vicenza, lo batte subito Martinelli, è buon per il Vicenza che Peretto faccia ripetere la punizione, ma è stata battuta male da Martinelli. Martinelli con mestiere guadagna qualche metro in più addirittura. Stacca Plasmati, attenzione a Semioli, si lascia superare dal pallone Donati, ancora Semioli, Martinelli, Semioli, la sua finta, prova ad andare sul fondo, entra in scivolata Donati, mi mette la palla in fallo laterale. Arriva Martinelli a battere. Movimento di Castiglia che si avvicina a Martinelli, scambiano i due. Martinelli guadagna un calcio d'angolo, poi si butta in area, tra Giacomelli a battere il calcio d'angolo con Plasmati, Malongà in area, anche Camisa, Martinelli, anche Semioli, al limite ci sono Pinardi e Gianni, resta solo Pisano sulla tre quarti. Mette fuori Del Vecchio, Giacomelli, Pinardi per Castiglia che si libera bene di un paio di avversari, pallone lungo dalle parti di Malongà, lo stacco di Antonazzo che allontana, ancora Malongà, pallone in mezzo, deviato verso l'area pericolosamente, poi Castiglia prova la conclusione, prova una seconda volta, il tiro è insidioso, bravo Bremek a coprire l'angolo alla sua sinistra. Andiamo a rivedere la prima conclusione, la respinta, Castiglia ci crede ancora, tiro in condizioni di equilibrio difficile, riesce a indirizzare verso la porta per non dare potenza al suo sinistro. Bremek fa solo il pallone, ma ormai scocca il 40° minuto del secondo tempo. Tocca Del Vecchio e favorisce involontariamente Semioli, poi Plasmati fa girare, c'era tanto spazio per Giacomelli ma Plasmati con le spalle al compagno non poteva accorgersene. Allora Sforzini, contropiede del Grosseto con Crimi, largo a sinistra Falzerano, la palla è per lui, è un po' corta, però Falzerano ci crede, per un attimo riesce a tenere il possesso di palla, può ripartire il Vicenza con Castiglia, prova a rimontare Sforzini ma adesso sembra stanco. Castiglia si accentra, arriva a supporto Gianni, pallone in mezzo sfiorato da Iorio, Giacomelli di testa alla cieca sperando che Semioli fosse lì, invece lì c'era solo Donati che lascia rotolare la palla oltre la linea di fondo. Indica calma a Moriero e ai suoi, deve avvicinarsi a un risultato davvero molto importante per il suo Grosseto, potrebbe compiere un sostanzioso passo avanti in classifica dove ha un solo punto, questa è una penalizzazione di -6 da cui è partito.
raggiungerebbe anche il Cesena, quota 4, in attesa che il Cesena giochi nel posticipo di lunedì alle 21 contro il Varese a completare questa giornata. Lunedì alle 19 anche il posticipo fra Cittadella e Pro Vercelli. Tutto lo spettacolo della Serie B sui canali di Sky. Vi ricordo anche dopo le partite il post con i commenti dei protagonisti nello studio di Roberta Noè. Alzeranno prova a controllare il pallone, ma ancora Vicenza che insiste. Castiglia, movimento ad avvicinarsi di Malongà, pallone deviato in fallo laterale. Meno di 3 minuti al 90°, poi ci sarà il recupero. Guadagna un calcio di punizione interessante Giacomelli, finito a terra, deve battere velocemente, poi preferisce aspettare che anche i saltatori arrivino in area. Arrivano ancora a Camisa, Malongà si piazza al limite. Con Plasmati c'è anche Martinelli, attenzione anche a Pinardi che sta chiamando palla con tanto spazio al di fuori del limite dell'area. La palla infatti è per lui. Pinardi carica al destro, la conclusione, palo, attenzione, Plasmati e c'è il pareggio del Vicenza con Gianvito Plasmati. Può festeggiare Breda in panchina. Qui si è distratto il Grosseto che aveva difeso bene fino a 3 minuti dalla fine. Tanto spazio per Pinardi. Pinardi a piedi e come lo ha dimostrato nella sua carriera. Palo, nulla può fare Breme che Plasmati molto freddo a controllare il pallone e a spiazzare Breme che stava rimontando. C'è il pareggio al 44° minuto di Gianvito Plasmati. Grosseto pensato a occupare l'area, pensare ai saltatori, si è dimenticato di Pinardi. Poi Plasmati con grande freddezza dato a segnare un gol molto pesante per il Vicenza. Cominciato l'ultimo minuto dei 90 regolamentari, calcio di punizione per il Grosseto. Poco conosceremo l'entità del recupero. Padella, cercare Sforzini, riesce a deviare di testa dopo aver lottato corpo a corpo con Camisa che resta a terra. Il Vicenza adesso vuole crederci, riprende a giocare. Giacomelli mette fuori nel momento in cui Camisa si alza, si prende anche rimprovero da lontano da parte di Martinelli. Messa di Antonazzo, restituirà palla al Vicenza, lo fa Falzerano. Scocca al 90° in questo momento, il quarto uomo Versano indica 5 minuti di recupero. Giocherà ancora per 5 minuti. Adesso il Vicenza prova a sfruttare il momento psicologico favorevole. Ora bravo Donati a proteggere il pallone, messo giù da Semioli, riparte subito. Si è fermato Donati. Momenti davvero confusi da Plasmati, riesce a toccare, poi Donati contrasto con Semioli che allunga troppo la gamba, in gioco pericoloso. Calcio di punizione. Il vecchio predica calma ai suoi. Insomma, prova a ragionare. Sforzini protegge palla, lo attacca Castiglia, gli strappa il pallone. Pinardi, scatto di Giacomelli, copre bene Antonazzo, la rimessa per il Grosseto. Bodo riesce a prolungare di testa. Pisano, il tocco di Giacomelli, Plasmati da troppo vicino e comincia Pisano a servire Martinelli. Semioli, Pinardi, Semioli, Martinelli a cercare la testa di Gianvito Plasmati, pallone che supera anche Iorio, attenzione a Malongà che controlla
Castiglia subito attaccato da Del Vecchio, prova a girarsi, va a cercare, trovare Pinardi in area, Pinardi subito il cross, troppo alto per Malongà, ci arriva Giacomelli ma non riesce a rimettere in mezzo. Cosa fa la convinzione in questo sport? Il gol ha dato grande convinzione al Vicenza, adesso si è messo a giocare molto meglio ma è tardi, 3 minuti alla fine. Rilancio di Bremek, stacca Sforzini, riesce a prolunga anche Obodo, finisce a terra Falzerano ma senza subire fallo secondo Peiretto. Ora cerca la testa di Plasmati, rilancio di Gianni, allontana Calderoni, Martinelli, scatto di Malongà, controlla, lo attende Calderoni, arriva Semioli di prima dentro, tratta di Crimi, palla che arriva a Plasmati che prova a girarsi, finisce giù ed è rigore, ammonito anche Iorio, grande occasione per il Vicenza, ancora con Gianvito Plasmati protagonista, ammonito anche Iorio che rischia di macchiare un'ottima prestazione con questo errore finale. Molto bravo Plasmati a proteggere il pallone, prova a girarsi, finisce a terra, strattonato da Iorio. Play che non chiarisce per la verità l'entità della strattonata. Difficile da giudicare questo episodio mentre Peiretto si avvicina alla panchina del Grosseto e allontana Moriero. L'altro espulso, questa volta dalla panchina del Grosseto, espulso Moriero per proteste. Calcio di rigore col Vicenza che può ribaltare la situazione quando ormai la situazione si era fatta difficilissima. Ci sono Pinardi, Plasmati e Malongà vicini al punto di battuta. Il Grosseto che ha visto anche l'espulsione, come detto, del suo allenatore Moriero. Si allontana Malongà, resta Plasmati, credo che sarà lui a occuparsi di questo calcio di rigore. Si allontana Plasmati, sistema Pinardi, alla fine è arrivata la scelta, va Alex Pinardi alla battuta, siamo al 49esimo minuto, parte Pinardi e c'è il gol, Alex Pinardi, il Vicenza in vantaggio a 1 minuto dalla fine del tempo di recupero. Pinardi, dopo aver propiziato il gol del pareggio al 43esimo, trasforma il rigore che manda in vantaggio il Vicenza al quarto dei 5 minuti di recupero. Molta freddezza Pinardi, trasforma il rigore, intuisce Bremek ma la battuta era talmente precisa che Bremek non è potuto arrivare. E il Vicenza poi ha visto davvero il baratro della sconfitta, molto vicino, addirittura adesso è vicinissimo a un'isperata vittoria, clamoroso 1-2 del finale del Vicenza. Adesso ultime speranze, ma sta scadendo anche il quinto minuto di recupero. Speranze per il Grosseto che si butta avanti con Antonazzo. Peiretto farà giocare per un altro minuto visto che il rigore è arrivato nei tempi di recupero, ma Castiglia guadagna un calcio di punizione. La partita davvero dall'andamento incredibile per un Grosseto che ha controllato la situazione a lungo, sfruttando il gol che il Vicenza gli aveva dato come gentile omaggio nel corso del primo tempo. Poi nel finale Plasmati con il gol e con il rigore conquistato, Pinardi con il palo che ha propizzato il gol del pareggio e il rigore trasformato, regalano la vittoria alla Vicenza che in maniera incredibile batte 2-1 il Grosseto. Al 36esimo del primo tempo Sforzini, al 44esimo del secondo tempo Plasmati, al 49esimo del secondo tempo il rigore di Alex Pinardi. Vittoria pesantissima del Vicenza anche dal punto di vista del morale. Grosseto deve essere bravo a trarre quanto di buono ha fatto in questo match, quanto vicino è stato alla vittoria, per non farsi troppo abbattere da una sconfitta davvero incredibile. Super spot. Hai capito che succede?
Con Opel tagli più della metà del costo carburante e della rata. Operazione meno 50%. La nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese. Ma succede solo nella pubblicità? No! Festeggiano i tifosi del Vicenza, festeggiano i giocatori in mezzo al campo. 2-1 per il Vicenza sul Grosseto, una partita dall'andamento davvero rocambolesco. Adesso il Vicenza va a ringraziare il proprio pubblico, che è stato vicino alla sua squadra anche nei momenti più difficili. Che piccola polemica a distanza fra i giocatori del Grosseto e i giocatori della panchina del Vicenza, ce l'hanno un po' con Donati. Adesso è il momento di festeggiare per il Vicenza, escono dal campo molto arrabbiati ed è comprensibile. I giocatori del Grosseto comunque hanno fatto di tutto per portare a casa questa partita. Vicenza che con questa vittoria sale a 9 punti in classifica, ma per una squadra che deve fare il campionato di Serie C deve essere bravi. Adesso gli sportivi stanno un po' calmi i giocatori. Ripeto, il Grosseto una bravura per smaltire la rabbia inevitabile, di trarre indicazioni positive per il futuro da quanto di buono ha fatto almeno fino al 43esimo del secondo tempo da questa partita. Finisce 2-1, vi ricordo i gol: Sforzini al 36esimo del primo tempo per il vantaggio del Grosseto, plasmati al 44esimo del secondo tempo per il pareggio, poi il rigore decisivo di Alex Pinardi al quarto minuto di recupero. 2-1 per il Vicenza. Questi numeri della partita che vede la vittoria della squadra vicentina in rimonta. È tutto da Vicenza, vi ricordo state con noi per il post partita di Roberto Re con tutti i commenti dei protagonisti anche dagli altri campi. Per il momento da Vicenza è tutto, grazie a tutti coloro che hanno permesso la messa in onda della partita, grazie a voi che ci avete seguito e buonasera da Geni De Rosa.